Stanco di vedere quelle brutte unità esterne? Scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili. Chiedi al tuo installatore o visita il sito www.tecnopoint.com. Buongiorno, ben ritrovati al consueto appuntamento con la trasmissione dei cittadini per i cittadini e che parla delle cose che ci riguardano noi cittadini, come sempre. Oggi parliamo di un tema molto importante che è il tema della sanità e in particolare della medicina di prossimità, ovvero di quel sistema che deve garantire a ciascun cittadino la tempestività di intervento in caso di problematiche ovviamente di salute. Abbiamo due ospiti con noi che conoscono sicuramente molto bene il tema, li presento in ordine casuale. Enrico Bernardi, che è il primario del pronto soccorso degli ospedali di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto. Buongiorno e benvenuto alla trasmissione odierna. Buongiorno, saluto tutti i telespettatori, grazie dell'invito. Grazie. E con noi anche Giovanni Leoni, il dottor Giovanni Leoni, che è il vicepresidente nazionale dell'Ordine dei Medici e anche il referente presidente coordinatore per quanto riguarda Venezia e quindi l'area del Veneto. Buongiorno Presidente. Non la sentiamo, ho avuto un problema di audio, spero che si risolva in regia immediatamente. Nel frattempo vorrei entrare un attimino nel dettaglio, ovvero il sistema sanitario sappiamo perfettamente che è la prima voce di spesa del nostro Paese e quindi negli anni passati c'è stata una rincorsa a, chiamiamola ottimizzazione o comunque una sistemazione dell'intero comparto per raggiungere dei costi più sostenibili dall'amministrazione pubblica. In questo c'è chi dice che la medicina di prossimità è stata penalizzata, ma di fatto la pandemia, ovvero la situazione grave che tutti stiamo vivendo, ha portato l'attenzione proprio su questo, cioè sulla necessità di non ingolfare gli ospedali e di avere nella medicina di prossimità la prima frontiera per affrontare questo tipo di problema. È così, vero dottor Bernardi? Certamente gli ospedali erano chiaramente in grave sofferenza a causa della necessità di separare i pazienti con problematica Covid, diciamo, dai pazienti urgenti, però diciamo esenti dall'infezione. Ma la situazione di questi... Pardon. La situazione effettivamente è cambiata a causa delle varie riforme del settore sanitario, secondo lei? Cioè abbiamo un po' depauperato quella che era la medicina di prossimità, che c'era una volta il medico condotto e adesso dobbiamo recuperare un terreno? Non credo sia così. È vero che abbiamo a livello italiano un grosso problema, che comunque è un problema che ha investito l'Europa prima di noi, di riduzione del numero dei medici di medicina generale, ma stanno rientrando comunque. Il problema è diverso, nel senso che ormai la medicina è molto tecnicizzata e quindi la medicina generale di un tempo non si può più fare in quel modo, bisogna farla attraverso dei passaggi intermedi, ecco. Quindi un'evoluzione, non un taglio dei costi in sostanza. Sì, però sono stati fatti dei numerosi interventi in questo senso, per esempio le associazioni professionali, eccetera. Chiaro, siamo, secondo me, all'alba forse di una nuova visione della medicina generale, però io non credo che si tratti di una depauperazione del sistema, al netto del fatto che abbiamo pochi medici in medicina generale in questo momento, ma abbiamo pochi medici in generale negli ospedali anche. Va bene, io giro la stessa domanda a lei, dottor Leoni. Ritiene che ci sia solo un cambio di strategie o è stato fatto qualche errore nel passato nella gestione della struttura sanitaria in Italia? Beh, in assoluto c'è stato fino al 2004 un indice di contenimento dei costi con la riduzione del personale che ci ha portato a quello che abbiamo appena commentato, cioè la riduzione di quello che è il personale sia ospedaliero che a livello della medicina generale. La medicina generale del Veneto ha tenuto sicuramente meglio che in altre regioni, tipo la Lombardia, anche perché eravamo dotati all'inizio di un sistema che si chiama la medicina integrata,
vuol dire che i medici si consociavano in 8-10 e avevano un poliambulatorio funzionale con infermieri e con personale di segreteria, in modo da poter avere un servizio nell'arco di tutta quanta la settimana, dalle 8 alle 20 e poi anche il sabato mattina. Le medicine integrate purtroppo sono state attivate solo in ragione del 23% del possibile, perché poi è intervenuta la Corte dei Conti in quello che era un progetto della Regione Veneto a tagliare questo tipo di progetto perché era eccessivamente costoso. Questo naturalmente prima della pandemia. Il problema del contenimento degli ingressi in ospedale, io tra l'altro sono un medico ospedaliero, quindi vedo la cosa anche da questo punto di vista, e nel Veneto si è realizzata tramite un controllo a domicilio del paziente, soprattutto durante la prima ondata, che è stata caratterizzata dal fatto che i medici comunque hanno continuato a curare i pazienti a domicilio e a casa per telefono, cercando di limitare l'accesso agli ospedali, al contrario di quello successo nella Lombardia, in cui c'è stato un intasamento noto per quanto riguarda gli accessi invece ai nosocomi. E questo sicuramente ci ha distinto per quanto riguarda la prima ondata, che era quella in cui avevamo meno notizie in assoluto di questo tipo di pandemia di virus. Attualmente stiamo cercando di evolverci per quanto riguarda la medicina di prossimità. Per esempio in questi giorni è partita la vaccinazione a domicilio da martedì scorso per quanto riguarda i soggetti fragili, in maniera tale che c'è una sostituzione per i medici in medicina generale negli ambulatori da parte della Guardia Medica o delle USCA per dare la possibilità ai medici di fare le vaccinazioni ai soggetti al loro domicilio. Capite bene che il tempo necessario con lo spostamento e tutto quello che ne consegue consente di fare circa 10-15 vaccinazioni al giorno. Però è un progetto assolutamente da portare avanti per mettere in sicurezza adesso gli ottantenni e poi passare dopo naturalmente ai settantenni. Questo è in atto proprio in questi giorni qui. Quindi praticamente adesso tra l'altro manderei un contributo filmato ringraziando Ask News per l'utilizzo di questo contributo. Quando parliamo di medicina di prossimità, di fatto parliamo di medici di base, sono il vero primo nostro interfaccia sul territorio. Vediamo un attimo questo contributo filmato e poi lo commentiamo assieme ritornando in studio. Vedo tanta gente che spinge in tutte le direzioni, come se volesse scappare da qualcosa o arrivare verso una meta. Scappare dal Covid-19 e andare verso la terra promessa tampone. Il tampone non è la terra promessa e non dobbiamo scappare. Sono alcuni passaggi di un post condiviso su Facebook dal direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che sottolinea l'importanza del ruolo dei medici di famiglia e dei pediatri di base in questo momento per orientare i cittadini in ansia nella giungla dei test per il Covid-19. Ora noi abbiamo bisogno di potenziare in questo momento il territorio. Le strutture sanitarie ospedaliere hanno fatto con grande efficacia il loro lavoro e stanno continuando a farlo, ma è inutile affollare sia gli ospedali che i drive-in. In questo momento c'è bisogno che il medico di famiglia e il pediatra di libera scelta, soprattutto il medico quindi del territorio, orienti il cittadino. Vada a casa del cittadino, lo vada a guardare, a visitare, lo accompagni in questo momento, l'aiuti, lo consigli e quando è necessario fare il tampone. E un medico si può recare tranquillamente a casa del paziente utilizzando i dispositivi di sicurezza che tutti quanti gli operatori sanitari delle strutture ospedaliere utilizzano. Tante le famiglie che raccontano di tamponi prescritti per un raffreddore. Come orientarsi? Non è detto che se uno ha un po' di raffreddore si debba fare il tampone, quindi c'è bisogno che i test sia antigenici che molecolari siano indirizzati da un operatore sanitario. Non è possibile fai da te, non è possibile fai da te e soprattutto non è possibile che chi ha la responsabilità di guida di una famiglia, sia intesa in senso di adulti, se ha una presa in carico della famiglia come adulti e come bambini, deve fare fino in fondo il proprio dovere. Bene, allora faccio la stessa domanda a entrambi partendo da lei, dottor Bernardi. Abbiamo capito, lo vedremo poi con altri contributi filmati, che il medico di famiglia, come si diceva, è un punto nodale di questa visione nella medicina di prossimità. Però la domanda è,
Fa parte o può far parte o è pianificato un disegno per cui la relazione fra l'ospedale, la prima frontiera che siete voi, il pronto soccorso, ma poi le strutture deputate e i medici di famiglia possono lavorare in coordinamento? Esiste questo coordinamento? Lo state pianificando o voi avete un punto di vista differente? Dottor Bernardi, a lei e poi vengo da lei, dottor Leoni. Ma in tutta franchezza, in questo momento non c'è ancora un coordinamento così formale tra gli ospedali e i medici di medicina generale. C'è ovviamente un colloquio sia telefonico sia attraverso le richieste dei colleghi della medicina generale che non si è mai interrotto e non si deve mai interrompere, chiaramente. È un rapporto quotidiano, vorrei dire quasi, no? Di fiducia, nel senso che c'è una specie di staffetta, chiameremo così. Il medico di medicina generale interviene, programma una serie di accertamenti, inizia le terapie che sono necessarie secondo il suo parere, e se il paziente non risponde, diciamo, ai peggioramenti, dall'ospedale o mezzi proprio tramite il 118. Questo è una specie di rouge, non c'è possibilità che sia diversamente da così. Un coordinamento non saprei come vederlo diversamente. Ecco, secondo posso permettermi, forse io vedrei con favore l'introduzione di una figura che esiste in altri paesi, che è quella del nurse practitioner, cioè dell'infermiere di territorio che fa da supporto e da rete di base per il medico di medicina generale, che si appoggia su un professionista e interviene nei casi effettivamente di maggiore necessità, di maggiore urgenza. Ecco, avevo fatto la domanda, dottor Leoni, perché il rischio, quando non c'è una sorta di coordinamento, se così lo vogliamo chiamare, è o di sovrapposizioni o di vuoti. Ovvero, per chi magari è più volonteroso o si dedica maggiormente alla sua professione o dedica molte più ore di quelle che dovrebbe dedicare, magari c'è un'iperattività e quindi riesce anche a coprire determinate aree, talvolta magari rischiando di sovrapporsi ad altre strutture. Per chi invece magari si limita a fare quello che è di competenza, si rischiano dei vuoti. È solo una percezione mia sbagliata da cittadino o questo può avvenire e quindi in qualche modo forse bisognerebbe trovare un modo di legare questa catena sanitaria? Beh, il medico di medicina generale ha la sua autonomia professionale per quanto riguarda quello che è l'accesso alle cure, soprattutto per i pazienti esenti ticket, quelli meno abbienti, quindi che hanno la possibilità di andare in altre strutture a pagamento, ma devono rivolgersi al sistema sanitario nazionale. Quindi sconta quelle che sono le problematiche di accesso alle cure, per quanto riguarda anche i tempi di attesa, che sono il nocciolo della questione tra quello che è la risposta ospedaliera e quello che è la richiesta che poi viene formulata sulla base delle necessità da parte del medico di medicina generale. E su questo, sulla risposta, diciamo, delle istituzioni, è il punto di collegamento per quanto riguarda domanda e offerta. Nel Veneto bisogna dire che il pubblico ha avuto sempre un ruolo principale e quindi se facciamo un confronto, io ho un ruolo nazionale, quindi mi sono rivolto anche ad altre realtà, devo dire che la risposta per quanto riguarda il confronto con la rete nazionale qui da noi, che se ne dica, è ottima. Naturalmente tutto quanto è perfettibile, come diceva il collega, per quanto riguarda anche l'interazione diretta con il territorio. Il territorio che in questo momento ha l'interazione un ruolo fondamentale, per esempio per quanto riguarda il corretto utilizzo degli anticorpi monoclonali. In questo caso è stato visto che gli anticorpi monoclonali sono efficaci nei primi giorni della malattia, entro i primi 10 giorni della malattia, e quindi il ponte di collegamento per quello che è una diagnostica, che come si diceva nel filmato che avete proiettato, anche per quanto riguarda il criterio della tempistica per fare dei tamponi, perché non si possono fare i tamponi diagnostici scollegati da quello che è un'anamnesi e di una ricostruzione di quelli che sono i possibili contatti. In questo caso, a maggior ragione, per quanto riguarda la terapia di anticorpi monoclonali, è necessario un diretto collegamento territorio-ospedale per avere la maggiore efficacia nel rapporto di una terapia precoce per quanto riguarda il cittadino, soprattutto perché il fatto che la terapia con anticorpi monoclonali è indirizzata a soggetti fragili, deboli, obesi, polipatologici, che si possono giovare di questo tipo di terapia per evitare evoluzioni dopo della patologia Covid.
Lei ha toccato un tasto interessante, poi ritorniamo a un contributo filmato, dico a Matteo in regia di prepararlo, è quello che riguarda Rieti, quindi passiamo al terzo contributo filmato, e lei ha toccato un tasto molto delicato e interessante, quello delle monoclonali. Perché secondo lei, dottor Leone, abbiamo perso così tanto tempo per capire che potevano funzionare quando altri paesi le stavano già utilizzando precedentemente alle nostre decisioni? Ogni terapia deve essere introdotta con i passaggi scientifici e istituzionali. Adesso ci siamo arrivati anche noi, come ci siamo arrivati per esempio con i vaccini, con un ritardo rispetto all'Inghilterra per quanto riguarda l'EMA, sappiamo benissimo l'evoluzione. E naturalmente sono dei controlli di efficacia e ci sono delle velocità differenti. Per quanto riguarda gli anticorpi monoclonali, siamo ancora in una terapia, oserei dire, sperimentale, però di provata efficacia. Siamo partiti col plasma iperimmune, vi ricordate, che poi diciamo si è rivelato alla fine non efficace negli studi dopo di confronto ulteriore, e invece adesso gli anticorpi monoclonali sono efficaci, quindi su questo dobbiamo basarci. Allora, voi siete degli specialisti, siete medici, siete preparati. Noi cittadini ovviamente non lo siamo. Visto che abbiamo trattato questo tema della sperimentazione, delle autorizzazioni e quant'altro, dottor Bernardi, voi ci capite molto di più di noi, nel senso che qui come cittadini abbiamo la sensazione che un giorno si dica una cosa, il giorno dopo se ne dica un'altra. Poi c'è qualcuno che dice che una terapia funziona, poi dice che non funziona. Poi adesso Johnson Johnson può servire in Italia, ma gli Stati Uniti non sono ancora partiti. Davvero ve lo chiedo come specialisti, voi avete molto le idee più chiare di noi o anche voi talvolta siete un po' confusi rispetto a questa situazione pandemica mondiale che ovviamente era inaspettata e quindi ci ha trovato sicuramente per qualche verso impreparati? Ecco, per essere proprio franco, il Covid è una specie di grandissimo studio in aperto a livello mondiale nel quale viene Abbiamo purtroppo un problema di collegamento, dottor Bernardi, non la sentiamo. Ritorno da lei tra breve sperando che si sia ripristinato internet e vediamo. Lei mi sente bene? benissimo. Ah, perfetto, l'abbiamo persa, proviamo allora a riprendere il discorso da dove l'aveva interrotto. Dicevamo che siamo cavi a tutti gli effetti, non per colpa di chi sperimenta. Non è vero, non siamo cavi. È che trattandosi di una patologia, diciamo, virale, quindi potenzialmente suscettibile a terapie già utilizzate in altri casi, ma per le quali non si è provata una efficacia, ovviamente bisogna procedere secondo i criteri della ricerca scientifica. Quindi vengono fatti prima dei piccoli lavori di validazione di una terapia, di proposta di una terapia che poi deve essere sperimentata un po' più ampiamente. È chiaro che però, non essendo... Purtroppo continuiamo ad avere questo tipo di interruzione. Adesso la risento nuovamente, mi dica. Sì, non essendo del tutto compresi a fondo i meccanismi con cui si stabilisce la malattia, specialmente la forma grave, si fa un po' fatica, ecco, si fanno dei tentativi giustificati sulla base di quanto sappiamo, ma non sappiamo tutto. Certo, no, Quindi questo è è chiaro evidente. che si provano dei farmaci che sono stati già provati a essere efficaci in altre condizioni simili, ma non sempre hanno l'efficacia che si vorrebbe. Dottor Leoni, faccio la stessa domanda anche a lei. Voi vi sentite, anche voi, non dico un po' persi perché sarebbe offensivo, ovviamente siete dei professionisti, ma talvolta anche voi immagino abbiate un po' una confusione perché arrivano notizie di fatto contrastanti. Non so se voi avete delle chiavi di lettura diverse da noi cittadini, ma davvero talvolta pare che ci sia una confusione generale. Guardi, qualsiasi sia il tema, il sistema scientifico nasce dalla letteratura e quindi gli studi pubblicati, che possono essere naturalmente condivisi. Il metodo scientifico è poi universale, nel senso che se io faccio un esperimento e un risultato a Hong Kong, devo avere la stessa cosa qui a Roma, per esempio. Per quanto riguarda la pandemia, molto era scritto in un documento dei medici di Wuhan, pubblicato anche in Italia verso marzo 2020, soprattutto per quanto riguarda l'uso di mascherine, distanziamento, percorsi, tipi di riposo del personale, dieta persino del personale.
Poi, diciamo, è stato implementato molto, molto lentamente e parzialmente qui in Italia. Inoltre non si sapeva nulla di questa patologia, sull'eziopatogenesi, anche perché c'erano 3 autopsie in Cina riferite e poi finalmente hanno cominciato a fare le autopsie qui in Italia, che in un primo momento erano proibite, perché non sapevano come difendere alla fine gli operatori. Poi alla fine sono aumentate le conoscenze, si è visto che alla fine era un problema essenzialmente di precipitatori immunocomplessi che davano poi il tromboembolismo a livello polmonare e poi tutte quante le declinazioni a livello anche di sistema gastroenterico e neurologico. Quindi il 2020 è stato un anno essenzialmente di studio, ma soprattutto senza terapia, perché alla fine abbiamo fatto solo terapie sintomatiche, i respiratori per quanto riguarda poi la carenza di ossigenazione, perché la malattia colpisce la parete alveolare, cioè l'interfaccia tra il sistema respiratorio e il sistema circolatorio. E da qui quello che è il crollo alla fine di quello che è l'ossigenazione. E tutto questo è stato portato da quello che è lo studio, diciamo, sui cadaveri e su quello che era poi l'evoluzione della malattia. E alla fine anche i vaccini che sono partiti con gli studi quasi subito, ricordo che sono stati messi in piedi centinaia di studi per i vaccini, di cui noi abbiamo adesso il risultato dei migliori, di quelli che sono stati selezionati e messi adesso in circolazione, dai primi di gennaio, dalla fine di dicembre, primi di gennaio. Quindi siamo ancora in una fase evolutiva. Io capisco che la gente sia confusa, anche perché la comunicazione e l'attenzione spasmodica dei media su questo argomento la conosciamo tutti. Però abbiamo imparato anche noi come medici molto per strada e i politici hanno fatto anche loro delle inversioni a U impressionanti. Quella che mi viene più in mente in questo momento è l'Inghilterra, che è stato un paese negazionista di fatto. Parlavamo dell'immunità di gregge senza avere i vaccini, che è impossibile dal punto di vista scientifico. Poi siamo arrivati a Boris Johnson, poi hanno cambiato idea e adesso sono arrivati a vaccinare 42 milioni di abitanti, almeno con la prima dose. Stessa cosa per l'America, stessa America, che è arrivata a 125 milioni di vaccinati. Ed erano partiti negazionisti alla grande. Ma adesso, diciamo, hanno un tipo di risposta completamente differente. Quindi anche i politici hanno avuto un'influenza incredibile su quello che è stata questa pandemia. Attiro la vostra attenzione sul futuro, perché mi guardavo 2 dati ieri, su Gibilterra, una piccola appendice, diciamo, inglese con 30.000 abitanti, lì sono vaccinati al 100%. Hanno riaperto i ristoranti, hanno riaperto i bar, hanno riaperto i teatri, il coprifuoco c'è solo da mezzanotte alle 5 del mattino, non si ammala più nessuno e hanno anche i transfrontalieri spagnoli che vengono a lavorare a Gibilterra, hanno riaperto le frontiere. Quindi la risposta del futuro in questo momento è colmare il gap per quanto riguarda la vaccinazione e, come è successo anche in Italia, vedere, e lo possono vedere anche i cittadini, che non si ammalano più gli operatori sanitari, che siamo tutti vaccinati, non si ammalano più quelli dell'RSA o al limite sono positivi ma non hanno lo sviluppo della malattia. E progressivamente ci sarà un calo degli anziani, di quelli più a rischio, diciamo, della patologia storicamente, perché cominciamo a vaccinare anche loro. In questo momento, dalle informazioni che hanno i colleghi, nelle unità Covid sono ricoverati sia intensive che subintensive gente più giovane, sessantenni, gente che ha avuto anche un attacco di questa variante inglese, e anche sudafricana o nigeriana, diciamo, che sono più aggressive della variante originale. E quindi comunque abbiamo i vantaggi dei vaccini, ma ci sono queste varianti. Quindi è un problema dinamico che andrà avanti per i prossimi anni, perché dovremmo anche pensare delle varianti dei vaccini che sono stati studiati sul virus di un anno fa. Certo, quindi sostanzialmente è un po' con l'influenza, è molto probabile, anche se ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo, che ci dovremo abituare a coesistere anche con questo tipo di coronavirus proprio in virtù della sua mutazione, immagino. Prima però di rispondermi, volevo riprendere il discorso che ha fatto lei, dottor Leoni, rispetto al tema nazionale, perché ovviamente noi parliamo di Venezia, del Veneto, ma è interessante avere anche confronti con cosa si fa
in altre regioni, in altri territori. Quindi vorrei vedere un attimo questo contributo filmato di Bussola Sanità riguardo a quello che si sta facendo a Rieti. La popolazione di Rieti ha un livello di invecchiamento superiore al resto della regione Lazio e secondo ha un'orografia e una distribuzione, diciamo, della popolazione nel territorio molto dispersa e in più abbiamo tutta la zona del Velino dove con il sisma ovviamente c'è stato un danneggiamento molto grave delle strutture sanitarie e noi stiamo lavorando soprattutto su criteri di una medicina di prossimità, quindi stiamo lavorando per trasformare le farmacie rurali in farmacie di servizio in grado quindi di fornire anche una serie di attività diagnostiche di primo livello e di supporto ai medici di base e agli specialisti territoriali. Stiamo lavorando con le equip itineranti multispecialistiche per supportare i pazienti cronici e policronici a domicilio. Stiamo lavorando per introdurre l'infermiere di comunità e poi ovviamente tramite la costruzione dei percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali cerchiamo di mettere in collegamento la struttura ospedaliera dell'Ellis con le strutture intermedie e le reti di cure primarie. Quindi chiaramente è un grande sforzo di riorganizzazione, di riprogettazione, individuando degli obiettivi diciamo, di sviluppo di queste attività assistenziali che recuperino appropriatezza, efficacia nelle cure e efficienza. Riprendo mutuo da questo servizio la parola riorganizzazione, che è sicuramente conseguente a una situazione, l'avevamo già detto, inaspettata per certi versi. E mi perdoni, dottor Bernardi, se insisto su questo punto, ma per noi cittadini sapere che c'è un dialogo aperto per riprogrammare una sanità che in questo momento è stata duramente messa sotto pressione, crediamo che sia importante. Io chiedo scusa se parlo di me, ma ho organizzato eventi nella mia vita, sia nazionali che internazionali, e la riuscita di un evento, che è sicuramente molto meno importante della medicina, dipende esattamente dal coordinamento di tutte le attività che hanno a che vedere con quell'evento. Ecco perché ritorno, dottor Bernardi, poi verrò anche da lei, Presidente, per parlare di questo tema. C'è in questo momento un'idea dal Ministero della Sanità a livello regionale di coordinare tutte le competenze che si occupano di sanità per trovare il modello più adeguato per affrontare questa pandemia e situazioni come queste che si potessero ripresentare nel futuro? Ma può darsi che ci sia un'intenzione di revisione un po' del sistema, ma non ne ho evidenza diretta. Ecco, quello che posso dire io è che comunque di fronte alla pandemia evidentemente è stato potenziato il sistema territoriale con l'introduzione ad esempio degli USCA, con il potenziamento delle strutture per i tamponi, per l'esecuzione anche delle vaccinazioni, così il tutto utilizzando quindi in Veneto io facendo numerosi concorsi di medici, infermieri, sono stati assunti una quantità di figure anche intermedie che servono per diciamo così, chiudere le maglie della rete amministrativa piuttosto che tecnologica, perché è stato uno sforzo anche tecnologico molto importante, oltre che sanitario. Pensiamo solo al fatto che in Veneto, per esempio, uno va a farsi il tampone e dopo, non so, un quarto d'ora, 20 minuti, parlo di Treviso, per esempio, ha sul suo telefonino la risposta, che non è che sia proprio una questione così che era nell'aria prima, insomma, quindi secondo me, come tutti questi eventi eccezionali, anche questa pandemia con tutte le disgrazie che ha portato, comunque avrà la potenzialità di creare un volano per portare forse avanti il nostro modello di sanità veneto, che come diceva il collega prima, è un modello comunque che funziona. Ecco, dottor Leoni, siamo alla fine di questo blocco, tra poco devo mandare la pubblicità, però volevo un punto di vista anche da lei su quella domanda, perché in realtà abbiamo visto il servizio di Rieti, parlavano di alcune iniziative, il dottor Bernardi parlava di quello che è stato fatto alla Regione Veneto in alcuni ambiti, lei è un osservatorio nazionale, sicuramente avrà una casistica molto più ampia, non crede che una cabina di regia per la pianificazione e la programmazione futura del sistema sanitario sia importante? O magari c'è già e non lo sappiamo semplicemente?
Beh, intanto ci hanno commissariati col generale Figliuolo perché abbiamo dovuto fare un cambio di passo per quanto riguarda il piano vaccinale, perché evidentemente serviva una struttura strettamente di tipo gerarchico per coordinare il tutto, perché abbiamo chiamato la strategia più volte. Questo per quanto riguarda l'urgenza immediata. Poi, per quanto riguarda l'interazione, io ho scoperto che molte cose, tipo l'assistenza domiciliare integrata con gli infermieri che vanno a trattare i pazienti oncologici, cambiano per esempio le sacche, tutte quelle cose a cui noi siamo abituati, non è che ci siano distribuite così sul territorio nazionale. Cioè, non è che funziona così dappertutto. Noi li abbiamo qua e ci sembra tutto normale, ma vi assicuro che non è così. Anche per quanto riguarda la ricetta elettronica e la possibilità di avere adesso i farmaci direttamente in farmacia in tutto il Veneto con la prescrizione del medico di medicina generale, è una cosa che si è evoluta nell'immediato, noi l'avevamo già prima. Noi stessi come medici ospedalieri siamo passati col mitico sistema ATS ad avere la prescrizione dall'ospedale, perché noi non avevamo neanche il ricettario, avevamo il ricettario rosso ancora. Poi da 7-8 anni finalmente abbiamo il ricettario con le esenzioni in automatico. È stato già un grande passo avanti. Adesso questa ricettazione elettronica è stata portata sul territorio nazionale, ma è una conquista recente in molti ambiti. Quindi io penso che già se ci ponessimo questi piccolissimi particolari, che conosce il mio collega molto bene, noi abbiamo l'accesso con medico ospedaliero, per esempio, agli esami del sangue e alle radiografie dei nostri pazienti anche dopo la dimissione per tot di tempo. Però dei nostri ospedali, 1 o 2 ospedali. Appena si va a 50 km non li abbiamo più. Se mi arriva uno che arriva da Verona non ho la sua storia clinica e quindi devo ricominciare tutto quanto da capo. Allora già se cominciassimo a parlare una lingua unica per quanto riguarda le cartelle elettroniche dei vari ospedali, cominciamo dal Veneto, dalle province, tutto, a mettere in comunicazione i medici in medicina generale che possano avere i referti visibili a casa e possono avere un accesso a un sistema unico di radiologia, per cui lasciamo perdere finalmente i dischetti e possiamo accedere a un database generale. C'è la legge della privacy, benissimo, superiamola. Abbiamo una trave comune che è il codice fiscale e nel sistema ATS c'è il codice fiscale e ci sono le esenzioni e c'è l'anagrafica, quindi c'è già una trave comune. Attacchiamoci altri dati di accesso e finalmente cominceremo ad avere una condivisione di informazioni sul territorio ospedale. Sembrano le cose banali, posso dire non ci sono, no, ancora non funziona neanche da questo punto di vista. Spero che sia un momento di implementazione per avere uno scambio almeno di informazioni, perché accelereremo molto i tempi, se no continuiamo a dover stampare gli esami, fare gli esami al territorio, portarli al medico, capite bene che la situazione è ancora molto più complessa. Certo, allora dottore, io chiedo a entrambi di pazientare un attimo, siamo arrivati al termine del primo blocco, abbiamo una breve pausa pubblicitaria e poi ripartiamo da qua, da un uso inadeguato delle tecnologie di cui già disponiamo da tempo. Pubblicità, aspettateci, siamo tra poco da voi nuovamente. Facciata della tua abitazione, scegli Tecnopoint, i climatizzatori invisibili senza l'unità esterna dell'impianto. Facili da installare, silenziosi, interamente made in Italy e altamente performanti, sia con tecnologia ad aria che ad acqua. Con Tecnopoint, addio alle brutte unità esterne, perché l'essenziale è invisibile agli occhi. www.tecnopoint.com. Aderisci al circuito Venetex.